Che magnifico entusiasmo questa sera, grazie. Mia sorella è venuta a trovarci questa sera a fare da clapper. No, stavo scherzando. Allora, sappiate che io sono un po' l'anima, quella un po' più giocosa della serata, che in realtà ha degli spunti molto importanti. E sono l'unico che sono sicuro che nessuno di voi conosce, giusto? Tu mi conosci e io conosco te. Bene, che bello ritrovarti qua. Questa è una bella cosa, però facciamo finta di non conoscerci. Mi presento velocemente. Io sono Antonio, mi occupo di formazione nel campo della gestione del personale, della psicologia del comportamento, ho un master in microespressioni facciali. Non so se avete mai visto la serie TV Lie to Me. Ecco, io mi accorgo di tutto. Un pensiero l'ho già visto, quindi è giusto per farvi stare tranquilli. Però sono anche uno speaker radiofonico e nella mia esperienza radiofonica ho avuto la fortuna e l'onore di incontrare Luisa e di fare una bellissima chiacchierata insieme a lei, ed è il motivo per cui mi ha voluto qua e la ringrazio. Però io vorrei in questi pochi minuti di introduzione, giusto per rompere il ghiaccio, per alcuni di voi non solo quello, farvi una domanda. Chi sa perché siamo qui stasera? Ottimo. L'entusiasmo è sempre... Meno male che non è una serata di stand-up comedy, se no saremmo fregati. Allora, questa sera siamo qui, sì, perché probabilmente conoscete uno dei tre intervistati, diciamo così, dei tre protagonisti della nostra serata, giusto? Probabilmente sapete che questa sera presenteremo un libro, giusto? Sì! Oh, là, iniziamo a muoverci un pochettino anche con le nostre voci. Ma non parleremo tanto del libro, non è la classica presentazione. Andremo a toccare alcuni punti che sono legati all'educazione dell'identità culturale, che detto così è di una difficoltà immensa. In realtà cercheremo di renderlo molto piacevole, molto semplice, però con degli spunti che siano pratici, perché di solito ne parliamo solamente così, per sommi capi, anche con un po' di retorica. Quindi, prima di iniziare, io mi occupo soprattutto di comunicazione all'interno delle aziende, all'interno della radio. Sapete qual è il più grande problema dell'essere umano? Essere un essere umano, pensare. Ecco, pensare, perché? Pensare troppo o troppo poco in altri casi. Perché abbiamo un cervello, questo è il nostro problema. Il nostro cervello è strutturato in una maniera che ci ha fatto evolvere sicuramente in una maniera meravigliosa, ma dall'altro ci mette dei limiti enormi. Voi sapete perché quando incontriamo qualcuno che non conosciamo, abbiamo quella sensazione un po' di timore, può succedere, o di immediata simpatia, può anche succedere il contrario. Qualcuno lo sa perché succede questo? Perché abbiamo il cervello rettiliano. Sì. Sì, non ti sto prendendo in giro. E che cosa fa il cervello rettiliano? È una serata interattiva, non ve l'avevo detto? Sì, ok, l'etimologia poi andiamo... Allora, rettiliano... Sì, è una serata interattiva e non lo sapevate, adesso lo sapete. Chiudete le porte. Comunque la serata durerà circa 8 ore, quindi mettetevi comodi. Allora, entrare era gratuito, uscire è a pagamento, mi dispiace, quindi... Rettiliano cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo una componente animale che cerca sempre se c'è il pericolo. Esatto, è una cosa naturale avere un attimo di timore, di diffidenza, di curiosità, è tutto assolutamente istintivo. Poi l'altra parte del nostro cervello, che mi aiuti, il tuo nome, scusami, ti do del tuo nome. Laura. Sei la sorella, quindi si è raccomandata qua. No, sono qui per quello, come dicevi prima. Ah, quindi tu lo sapevi perché eri qua, perché sei la sorella di Giulia. Allora, giustamente, l'altra parte, quella che invece elabora, come si chiama? L'altra parte. Ah, tu alla rettiliana ti sei fermata. Vabbè, però me lo potevate dire che c'è. Me l'avete messa anche in seconda fila adesso. Si chiama... C'è la parte limbica, che è la parte delle nostre emozioni, e la parte neocorticale. Quella neocorticale ci ha fatto evolvere tanto da imparare a comunicare in una maniera che gli animali fanno relativamente, di solito con dei versi, ma hanno un linguaggio, diciamo, relativamente limitato. Il nostro linguaggio, soprattutto la lingua italiana, è bellissima perché è piena di termini, ma il primo limite nell'interazione è che ognuno dà un significato un po' personale, e ve lo dimostro in 2 minuti. Avete mai sentito parlare di lealtà? Bene,
si chiama la signora? Maria. Cos'è per te la lealtà? Tenere la parola data, giusto? Cos'è per te la lealtà? Mantenerla. Sì, non è che se dite tutti uguale. Chi pensa che la lealtà sia una forma di rispetto? Bene, grazie. Chi pensa che la lealtà sia una forma di non fregare l'altra persona? Non tradire la fiducia, giusto? Bene, se andate a cercare su Google l'etimologia della parola lealtà, vuol dire con franchezza e schiettezza esattamente ciò che si pensa. Ora, se ognuno di noi nel nostro contesto familiare, Laura già ride, e sociale o aziendale dicessimo con lealtà esattamente tutto ciò che pensiamo, verrebbe percepito come una forma di rispetto? Ecco da dove viene. Per me la lealtà vuol dire questo, per Maria vuol dire mantenere la parola, per Silvia? Per Silvia è una forma di rispetto. Se noi non iniziamo a cercare un linguaggio comune, non potremo mai comunicare. Fateci caso, dai vostri migliori amici vi fate dire le peggiori cose e ridete. Di solito soprattutto gli uomini insultano 3/4 delle loro famiglie. Ma se una persona ti dice in maniera allusiva una cosa che non gradisci senza dire una parolaccia, tu ti arrabbi. Ecco perché. Perché con quella persona non c'è quella forma di automatismo. Questa sera faremo questo. Cercheremo un linguaggio condiviso. Spiegheremo alcune parole che sentiamo dire dai media, dalle persone in mezzo alla strada, magari anche dagli organi pubblici, perché no? Ma cercando di mettere tutti in maniera tale da poter comprendere. E comprendere vuol dire fare proprio, prendere con sé. Ora, chi ha figli? Chi ha una figlia femmina come me? Ecco, se arrivasse mia figlia femmina un giorno e mi dicesse papà, mi sono innamorata di un ragazzo di Serravalle. C'è già la difficoltà, capite? Questa è una battuta solo per chi è di Vittorio Veneto, ovviamente. Poi come potete sentire io sono di una delle più grandi città del sud, Torino, quindi so benissimo quello di cui parlo. Però pensate quanto avete cambiato invece il vostro modo di comunicare con gli inglesismi. Fate i selfie o gli autoscatti? Menzionate qualcuno o taggate, se vogliamo usare il mondo dei social. Incredibile, chi mangia il sushi? Chi ama il sushi? Tutti. Ti alzi la mano, non abbia paura, no? Guarda, incredibile. La prima volta che magari abbiamo invece pensato al pesce crudo, a meno che c'è qualcuno salentino come me da quella parte, avete magari storto il naso, avete pensato ma chissà come lo preparano, chissà che cosa ci mettono dentro. Qualcuno ha mai provato gli insetti? Qualcuno in fondo, meraviglioso. Cosa hai provato? Com'era? Ottimo. Lo scorpione sa, dicono, di gambero. Io ho provato le cavallette e sanno di mais tostato. Le larve? Le larve invece sanno di patatine fritte. Buonissime. Però è tutto una questione di scoperta, di diffidenza e di incontro. E questa sera ho smesso di rompervi le scatole. Sono contentissimo di presentarvi e di far salire sul nostro palcoscenico, sto aspettando perché sta saltando altre persone nel frattempo, Luisa Casagrande, la nostra regina della serata. Siamo qui per merito tuo. Principessa, chiedo scusa. Giulia Moretto, che da questa sera sarà solo la sorella di Laura. Ma no, certo, bravissima. Grazie anzi per aver giocato un po' con me, so che fa un po' paura. E ultimo, ma solo in ordine di apparizione, Davide D'Almenico. Questa sera chiacchiereremo con loro di molti temi. Perché io ho questo microfono? Solo per condannarvi nei primi 10 minuti? No. Perché questo è uno spazio libero. E la libertà è proprio quella di dire scusa, non ho capito. Io non sono d'accordo. Me lo spieghi in un altro modo. Quindi questa sera dovete sentirvi assolutamente liberi perché siamo fuori dalla dimensione del giudizio. Qua ognuno, con moderazione ovviamente, perché ricordatevi le chiavi le abbiamo e sappiamo dove vanno a scuola i vostri figli, ma con moderazione e garbo la bellezza di questa serata sarà proprio quella di interagire insieme. Quindi
Io mi accomodo da questa parte, se posso, in mezzo alla principessa. Lei che titolo nobiliare ha scelto per questa sera? La sorella di Laura. La sorella di Laura. Posso? Io sono la sorella di Laura. Io faccio il giullare, quindi me la cavo facile. Vagabondo, benissimo. Questa bella combriccola, questa sera io vorrei intanto farvela presentare perché magari non conoscete tutti quanti e hanno ognuno una storia meravigliosa. Allora, buonasera a tutti. Io prima di iniziare un attimo volevo ringraziare davvero tutti voi, uno per uno, perché siete qui. Molti di voi domani mattina deve svegliarsi prestissimo e nonostante quello sono qui. Alcuni di voi devono prendere un aereo alle 3, non li vedo ma so che sono qua alle 3 di notte, questa notte, eppure sono qui. E quindi un grazie immenso a tutti voi. Io, vabbè, per chi non mi conosce, sono nigeriana di nascita, sono italiana, anglosassone, Yoruba e Igbo di crescita, di formazione, sono irlandese di cuore e infine mi piace definirmi cittadina globale proprio per scelta. Diciamo che la mia vita è particolarmente intensa, nel senso che ho vissuto una grandissima guerra, quella che tutti voi forse conoscete benissimo, che è la famosa guerra del Biafra. Ho vissuto 4 regimi dittatoriali, 4 regimi militari e diciamo che tutto questo mi ha formata in un modo particolarmente intenso, ma anche particolarmente aperta a diverse problematiche, se così vogliamo dire. Comunque mi ha dato una capacità di avere una visione molto aperta del mondo. E, vabbè, professionalmente io nasco come imprenditrice mineraria in un contesto molto difficile che è quello africano, ma nonostante questo diciamo che l'ambiente è sempre stato un ambiente multidimensionale, multiculturale e questa cosa mi ha sempre permesso di cercare un equilibrio, no? Da quello che sono le mie esperienze di vita e le mie competenze, le mie abilità e che alla fine, per chiudere il cerchio, mi hanno portata a dedicarmi completamente a tutto quello che è il mondo della diversità culturale, perché penso di poter dar molto sotto questo aspetto. E penso che... Tanto grazie. Cioè, non si è fatta mancare nulla, ha fatto una presentazione. Giulia, invece? Io sono un po' più semplice di Luisa. Allora, io volevo iniziare ringraziandovi tutti per essere qui e per aver investito del tempo, che per me è molto prezioso. Aver investito il vostro tempo per partecipare a una serata che parla di diversità in un momento storico dove vorremmo essere un po' più uguali per avere meno guerre e più pace. Quindi lo trovo un atto molto molto coraggioso da parte di tutti voi. Voglio ringraziare i miei compagni di viaggio, Luisa e Davide, perché nonostante le nostre differenze personali, caratteriali, culturali, con grande volontà e apertura siamo riusciti a portare avanti un progetto molto bello, condiviso, che è questa serata. In più, ultima ma non ultima, volevo ringraziare anche Zandali per questa bellissima mostra fotografica che sicuramente attraverso gli occhi ci aprirà un po' la mente. Quindi vi prego di godervela. Ecco. Io ho pensato... Io ho pensato molto a come presentarmi, volevo la solita presentazione, chi sono, che cosa faccio, di cosa mi occupo. Sono un coach di carriera e interculturalità, però io vorrei presentarmi attraverso le mie identità, visto che noi parliamo di identità questa sera. Io sento dentro di me 4 identità principali, diciamo. La prima identità si lega alla mia infanzia, alla mia adolescenza,
e si lega a concetti come tradizione, spensieratezza, legami, valori, somiglianze. Ecco. Poi la seconda identità è quella della vita adulta e lì si aprono i viaggi, l'esplorazione, le contaminazioni, soprattutto culturali, perché ho viaggiato abbastanza. E poi ci sono le mie due anime culturali, cioè io mi definisco italo-britannica, non perché sono nata in Italia, io sono nata, non perché sono nata in Inghilterra, io sono nata in Italia, ho un animo italiano perché mi arriva di tradizione familiare e da una comunità italiana che ho vissuto fino a età adulta, ma mi sento britannica per autoapprendimento, perché ho vissuto in Inghilterra 15 anni e ho deciso alla fine, si parlava di lealtà, di farne anche parte naturalizzandomi e diventando britannica. Tutte queste identità mi hanno portato a 4 caratteristiche che io sento dentro di me e che metto a frutto ogni giorno, che sono il coraggio, l'empatia, l'apertura e me ne manca una comunque, la curiosità, che mi portano sempre a portare avanti un obiettivo per me molto grande, che è il dialogo costruttivo con l'altro, che è una cosa su cui credo molto, in cui credo molto. Grazie. Invece con te, Davide, andiamo da un'altra parte. Sì, allora, io sono cresciuto, grazie a tutti, non ripeto tutti i ringraziamenti per non essere ripetitivo. Io sono cresciuto in una famiglia che già negli anni 60, io sono della generazione X, quindi potete fare i conti più o meno, e che usciva dai confini, quelli usuali, per quello che era l'Italia degli anni 60. Cioè mio padre ha lasciato, la mia famiglia è vicentina, io sono cresciuto, mai stato a Vicenza, cioè sì, mai abitato a Vicenza, sono cresciuto fra il Veneto, la Lombardia, perché ho fatto l'asilo e le elementari a Bergamo, e già spostarsi di poco, prima si parlava di Serravalle e Ceneda, già l'Italia ha molte differenze culturali anche spostandosi di pochi chilometri. Io poi quando sono tornato in Veneto con la mia famiglia qui a Vittorio ero uno straniero. Poi noi vittoriesi sappiamo un po' come siamo, cioè io venivo chiamato Bergamo alle scuole medie ed era come essere un extracomunitario all'epoca. Poi ho fatto l'adolescenza, a parte l'adolescenza anche io in Puglia, tra Ostuni e Bari, perché mio padre lavorava nel Barese, quindi quello era... E giravo con le compagnie di baresi, ci scontravamo contro i brindisini e i leccesi. Certo. Scontravamo era proprio il termine letterale, non è una metafora. E quindi l'interesse e lo scambio culturale è partito dall'Italia, poi io come mio fratello, molti lo conoscono perché appunto noi ci conosciamo in tanti, qua ci conosciamo, mio fratello e mio padre. Mio padre ha lavorato per molti anni in Romania e poi in Tunisia, quindi frequentavo anche quegli spazi, no? Tipo il Nord Africa. Mio fratello ha vissuto 10 anni a Hong Kong e io ho fatto 5 anni in Cina, in una zona periferica, e questo poi eventualmente potrebbe tornare fuori dopo. Quindi ecco, la passione nel mio caso per l'Asia nasce dalle pratiche marziali. Qui ci sono alcuni colleghi judoka, perché ho iniziato da bambino col judo a Bergamo, poi ho proseguito con le arti marziali cinesi, ma questo è stato il ponte per interessarsi a culture veramente altre. Quindi sono cresciuto in diverse scuole nell'infanzia, da bambino, italiane, e poi ho proseguito con un contatto con una culture veramente molto differenti, perché ci sembra differente la cultura inglese, quella francese, quella spagnola, ma quando si comincia ad andare in culture che sono extraeuropee e che hanno avuto uno sviluppo storico molto differente, ecco che lì bisogna confrontarsi con se stessi, la propria provenienza, e con la nuova cultura che noi veniamo a incontrare. Grazie anche per la tua presentazione. Tanti paesi
per motivi lavorativi. Il Nord Africa, in particolare la Tunisia e l'Egitto, tantissimo. E per citare, mi sono beccato 2 rivoluzioni nel frattempo anche lì, quindi capisco quei momenti, no, mai come la guerra del Biafra sicuramente, però quei momenti un po' concitati dove anche le persone che sono dello stesso paese, magari della stessa città, vivono dei momenti di grande tensione. Personalmente ho vissuto anche parecchio in Spagna, ai Caraibi, ed è bello vedere tantissime cose, ed è bello vedere anche però gli italiani quando vanno all'estero, perché sebbene sia vero, adesso scusate se io la giro sempre un po' a ridere, ma è tutto vero quello che vi dico. È vero che i brindisini, i baresi e i leccesi, perché io sono di origine leccese, lo so bene, che si scannano ancora adesso, magari succede in tutti i paesini, no? Ci sono un po' di faide, però quando si va poi all'estero c'è questa sorta di unione che quasi sempre è legata, per quello facevo l'esempio del sushi, al cibo. No? Il cibo unisce gli italiani in una maniera. Poi c'è chi dice che non va bene così, c'è chi dice che invece dovremmo essere... Questa cosa mi ha sempre incuriosito tantissimo, cosa che magari in altri paesi non è così frequente. Poi, anzi, io sfrutterò voi proprio per capire anche queste piccole differenze. Come vi dicevo prima, il nostro intento è andare proprio sulle cose pratiche. Okay? E quindi, dato che il primo tema che volevamo sviluppare era che per ottenere una differenza, una diversità di pensiero, è necessario trovare quelle persone che hanno realmente delle opinioni diverse e poterle invitare a una conversazione. Ed ecco spiegato questo quartetto d'archi che abbiamo oggi. Luisa, tu hai voluto scrivere un libro utilizzando le parole molto solide, educare l'identità culturale. Ci saremmo magari banalmente aspettati che dovevamo educarci all'apertura culturale. Che differenza c'è? Identità, intesa come? Se dobbiamo guardare il vero significato di identità, diventa un discorso piuttosto ampio. Il libro è incentrato soprattutto per quelle persone come me, come molti di noi qui dentro, hanno una pluriculturalità, pluridentità culturale, perché parliamo sempre di cultura, anche se nel libro tocco anche un problema razziale, perché ci sono persone che sono culturalmente diverse e apparentemente, visivamente non si vede. Ce ne sono altre che visivamente si vede e hanno tutto un percorso storico, culturale e anche di vivere sociale che è particolarmente importante da studiare, perché poi alla fine le persone, per poter entrare dentro la cultura di un'altra persona, dovrebbero impegnarsi a studiare, a conoscere, a interagire con queste persone. Quindi niente, l'idea di questo libro nasce proprio per questo, ma soprattutto perché vivendo qui in Italia mi sono accorta, soprattutto frequentando le scuole, frequentando le aziende, anche dove ho lavorato per parecchi anni, mancano proprio degli strumenti per, non dico gestire, però relazionarsi con persone che vengono da altre culture. E soprattutto in Italia, quando parliamo di pluralità culturale, l'idea va sempre a un'idea precisa, che è quella dei migranti. Migrazione, immigrazione, in realtà diversità culturale ci può essere di diversi tipi. C'è sì la migrazione, ma ci sono anche persone che nascono o crescono in questo paese da culture, da genitori di culture diverse. E quindi questo libro nasce proprio per far conoscere un mondo diverso che molti fanno anche fatica a comprendere, perché ho avuto il mio vissuto, io qua ho anche tantissimi miei compagni del liceo che sanno benissimo, insomma, come il mio rapporto anche con le persone è sempre stato particolarmente, forse dico una parola forte, ma in realtà è proprio così, sembra quasi ambigua, no? Perché non sono né carne né pesce, sono bianca, sono nera, quando sono qui sono nera, quando vado giù a casa... Le prendi da tutti, a destra e a sinistra. Sì. Quindi questa cosa qua ho imparato nel tempo a gestirla, però mi rendo conto che le nuove generazioni di ragazzi,
di famiglie anche, Certo. hanno difficoltà a trovare l'equilibrio, a trovare la quadra di questa cosa. E poi nel libro, oltre a identità culturale, è proprio un aiuto, un suggerimento, non neanche un aiuto, un suggerimento che vorrei dare soprattutto ai docenti e a chi si occupa dei ragazzi, dei bambini, che siano multiculturali o che siano monoculturali, ma cercare di far comprendere l'importanza di essere presenti, di far sentire questi ragazzi appartenenti, ok? Perché quello che è dentro di loro è qualcosa di impercettibile e inspiegabile finché non entri dentro la loro esperienza, il loro modo di rapportarsi con la realtà, con la scuola, con la famiglia, con gli amici fuori, che tanti non riescono anche a interrelazionarsi con altri amici. Quindi in quel libro lì c'è molto, molto di questo mondo per chi ha voglia di conoscerlo. Grazie. E volevo sfruttare una cosa che poco fa ha detto per agganciarmi al secondo tema, no? Perché all'inizio il primo era giusto proprio per una presentazione generale. Beh, tutti noi siamo stati immigrati ed emigranti allo stesso tempo. Mi raccontate la vostra esperienza? Chi se la sente di iniziare? Perché io ricordo quando sono arrivato dalle Canarie, sono venuto in Veneto, il primo cliente che ho avuto mi ha guardato e mi ha detto: da dove sei? La provincia di Treviso. Finiva in In, adesso non ricordo il nome. Faccio di Lecce. Sei il Veneto che vi mantiene a voi altri meridionali. E poi ci ha aggiunto una tipica invocazione mistica che non ripeterò. E io quel giorno mi sono innamorato di questa persona, è diventato poi un amico stretto. Però quell'impatto lì non l'ho avuto solo in Veneto da meridionale, ci mancherebbe. L'ho avuto in Spagna. In Spagna mi è stato detto: gli italiani hanno sempre qualcosa da nascondere. In Spagna, non a Cuba era difficile fargli comprendere il sistema occidentale di lavoro. Provateci Cuba è bellissima, è un paese meraviglioso, molto strano. Provate a lavorarci con delle dinamiche molto diverse. In Messico mi hanno riconosciuto subito che avevo lavorato a Cuba perché usavo delle parole, per esempio qualcuno sa come si dice cannuccia in caraibico? Assorbente. Ora pensate alla mia faccia che non sapevo se mi stessero prendendo in giro o stessero dicendo sul serio. Quindi nel piccolo, oppure c'è stato un ragazzo, Mohammed, che cercava di spiegarmi che noi occidentali leggiamo al contrario. E c'aveva ragione. Dal suo punto di vista assolutamente vero. Quindi a me tutte queste esperienze mi hanno fatto venire la voglia di sapere però le vostre, perché poi l'Inghilterra è un paese vicino e lontano allo stesso tempo, per non parlare dell'Oriente del quale sappiamo veramente pochissimo. Chi se la sente di iniziare? Allora parto io. Adesso questo mi dà lo spunto perché è il passaggio. Quando sono venuto a abitare a Vittorio, avevo 11 anni, vado con mio fratello a sistemare la bicicletta da un meccanico che aggiusta biciclette, era già un signore anziano. Questo ci guarda e fa: de chi sei tutti? Abbiamo dovuto farci tradurre da un amico, e sono veneto, dico, cioè voglio dire, non so, ma de chi sei tutti? Mi sembra che parlasse giapponese. Sì, è vero, effettivamente un po' lo richiama. Brava. Abbiamo trovato anche il colpevole, fantastico. Io il nome non lo ricordavo, ma lui. E quindi questo è stato l'approccio. E queste parole sono interessanti perché poi le ritrovi anche, appunto, come dicevi tu, quando vai all'estero. Ad esempio, vai a Hong Kong, non so se qualcuno conosce Hong Kong, ma una cosa che senti, poi quando tu parli anche il cinese o cominci a capire il cinese, loro non sanno che tu capisci, perché poi pensano che noi scimmie bianche non potremo mai imparare il cinese. Difatti loro ritengono che sia impossibile per un bianco impararlo. Poi, quando cominci a parlarlo, cambia. Però là senti un termine a Hong Kong e anche nel cantonese che è guailo, che sarebbe il vecchio demone, cioè i demoni stranieri. Ok. In Cina sono un po' più gentili, nella Cina mainland China, lo ti chiamano Bai Guore, però anche lì ti indicano e cominci a sentirti come un corpo estraneo. Se cominci poi a dialogare con loro in qualche modo, anche con poche parole in cinese, siccome la Cina ha una tradizione imperialista, nel momento in cui parli la lingua, basta, fai parte, ok.
dell'impero, perché sapete che l'imperialismo è esattamente il contrario del nazionalismo. Loro vogliono assorbire e rendere tutti cinesi, così come si parlava dell'imperialismo americano, vogliono rendere tutto il mondo America. E quindi l'imperialismo assorbe in realtà, integra, molto più che no. Il nazionalismo rigetta invece i corpi estranei. Lo stesso in Giappone comunque, qualcuno so che è andato in Giappone, là ti chiamano Sengaijin. I giapponesi sono un po' particolari intanto perché sono isolani, come gli inglesi. Salutiamo i sardi in sala. Anche siciliani. Anche siciliani. No, però è noto però è vero. Le isole e i giapponesi sono un po' particolari. Lì, anche se uno parlasse giapponese, è sempre un corpo estraneo. Sei sempre un gaijin. Ti accolgono, ti fanno l'inchino. In Cina, ecco, questa è una cosa molto differente fra cinesi e giapponesi, che molti spesso qua confondono. Certo. Quando dicevo, ah sì, no, vado adesso quest'estate sono a Hong Kong. Ah, Hong Kong in Giappone? Sì, buonasera. Questa è una questione della preparazione, diciamo così, scolastica. Molto bello anche quello che hai detto appunto dell'idea imperialista del far diventare, quindi dell'apprezzare, ma perché c'è un secondo fine. Sì. Ok. Tant'è, allora, questa è un'altra cosa interessante che mi è accaduta. Quando abitavo là, c'era un ragazzo italiano di Ca' Foscari che studiava all'università, studiava cinese, gli era scaduto il visto. Lì lo sanno 2 minuti dopo che è scaduto il visto che ti è scaduto e vengono a cercarti. E cercavano, il primo posto dove hanno cominciato a cercare era a casa di altri italiani. Tenete conto, io abitavo a Kunming. Kunming per i cinesi è una piccola città, sono solo 5 milioni di abitanti, quindi è un paesone. Però all'epoca eravamo un centinaio di bianchi, quindi eravamo come gli alieni in questa città e facevano presto a cercare. Ti arrivano a casa polizia in divisa e polizia politica in borghese. Allora, questi intanto sapevano tutto di me e di mia ex moglie, sapevano vita, morte, miracoli, gentilissimi, inglese perfetto, che è rarissimo in quei posti, e quindi cercavano questo italiano che si era, come dire, in qualche modo non presentato in aeroporto. Questo per dire che poi anche sotto le dittature abbiamo sempre un occhio che controlla e che verifica cosa succede. La società cinese tende a essere, loro dicono, ingegnerizzata. Vogliono progettare il sistema in modo che funzioni bene anche per il cittadino, che è pratico poi dal punto di vista diciamo della vita quotidiana. Poi chiaro non bisogna occuparsi di certi argomenti, quindi noi bianchi, diciamo bianchi, non eravamo solo bianchi, però non diciamo della cinesi come etnia. Però anche lì, quando il poliziotto ha visto che io parlavo un po' di cinese, mia ex moglie lo parla molto meglio, doveva esserci qualche stasera ma non c'è, e lo parla molto meglio, l'atteggiamento è cambiato, loro ti schedano letteralmente come amico della Cina, era questo a cui volevo arrivare, perché poi c'è chi invece, come ad esempio mio fratello, imprenditore, qualcuno di voi lo conosce, quella è un'altra categoria, quelli con quelle persone si fanno affari, altri vengono, e sto parlando proprio di servizi di intelligence cinesi, ti inseriscono in quella categoria piuttosto che in quell'altra. Io, insegnante di arti marziali cinesi, studioso e studente di cinese, di cultura cinese, sono, tra virgolette, amico della Cina, quindi cercano di accattivarsi queste persone perché diventi un ponte, anche qui è per un secondo fine ovviamente, no? Però ecco che la cosa cambia completamente rispetto invece a altri tipi di interessi oppure ai corpi estranei che non si avvicinano alla cultura. Grazie per questo. Se non altro perché non è mai facile trovarsi a che fare con né con divise né con, peggio ancora, borghese di stampo, diciamo così, diplomatico, se vogliamo chiamarlo. Se posso aggiungere, noi frequentavamo, perché c'era un locale dove ogni tanto, per parlare un po' in italiano o in inglese soprattutto, e avevamo un locale che era gestito da una rockstar cinese,
che era il Camel Bar, e naturalmente lì era pieno di poliziotti della polizia segreta cinese, perché ovviamente che poi si ubriacavano, ballavano con noi, però era un sistema di relazione Esatto. amichevole, anche quello. Però intanto le orecchie le tiravano e Sì. controllavano più E ancora. da ubriachi chissà che capivano, Sì. cioè quella è una tragedia poi. Poi il bello è che controllavano di più i cinesi che frequentavano gli occidentali che non noi occidentali. Ovviamente noi avevamo più mano libera, ma se sentivano qualcuno che tirava fuori, noi avevamo le regole delle 3T, di cui non bisognava parlare in Cina. Io ne parlo perché non vedo cinesi, quindi non credo che ci sia qualcuno della polizia Apparentemente politica. no, nel dubbio perché stiamo riprendendo e noi siamo d'accordissimo con tutto. Avevamo la regola delle 3T, non bisognava parlare di Tibet, Tiananmen e Taiwan. Ok, Per il resto, avanti tutto. fantastico. In 15 anni di vita in Inghilterra ne ho sentiti anch'io sugli italiani. Siamo inaffidabili, siamo sempre in ritardo. Forse sarà per quello che ho sviluppato la mia ossessione per il tempo, come dice Luisa, la Giulia è sempre precisa col tempo. In questo sono diventata molto inglese, il tempo è una cosa per me preziosa e sgarrare per me è un po' difficile. No, cos'altro? Beh, pizza, pasta, queste cose qui. Quelli sono i nostri classici. Sono i nostri classici, a parte insieme al mandolino, quel che... no, io di recente ho capito una cosa importante che riguarda l'identità di cui parlava Luisa. Io prima dell'Inghilterra ho avuto altre esperienze, molto brevi però, e dico brevi per un motivo. Ho vissuto a New York quando avevo 23 anni per seguire mio cognato che doveva fare una maratona e poi dopo 3 anni ho vissuto un anno a Miami. Allora pensavo da giovane ragazzina che andando in un posto estero si acquisisse in automatico un'identità, un qualcosa che ti entrasse dentro e che ti dicesse ok, io faccio parte di questo luogo. In realtà poi dopo 15 anni di Inghilterra ho capito che cos'è l'identità vera, cioè quella cosa che ti entra dentro e di cui tu ti senti parte e che poi facendo parte anche di un'altra nazione come l'Italia ti senti anche divisa, ti senti metà questo, metà l'altro. E ho scoperto che la lunghezza di tempo che si vive e ci si integra in un luogo si può definire identità. E ho capito che le mie esperienze, per quanto siano state comunque esperienze forti che mi hanno formata molto sia a New York sia a Miami, non mi sento americana, per esempio, ecco, e quindi volevo sottolineare questa importanza di chi dice un'identità è una cosa così forte che senti veramente di far parte di quella nazione. È difficile da spiegare molto spesso, insomma, A con volte persone... ci sono delle persone che si sentono di un altro paese pur non essendoci ancora andati. Cioè che sentono questo... sì? Sì, ci sono Benissimo. persone che hanno magari il sogno della vita, vero? Vedo dei volti che ammiscono. Beh, l'ha detto anche Luisa, no? All'inizio ha detto io mi sento figlia Sì, infatti volevo anche aggiungere qualcosa su questa cosa qua, soprattutto nel mio caso, essendo proprio di 2 culture, io ho avuto il privilegio e la fortuna di avere dei genitori che mi hanno cresciuta mantenendo ambedue le culture, quindi per me questa è una ricchezza immensa ed è quello che mi piacerebbe trasmettere ai nuovi genitori di persone mixed, come li chiamo io, ma per mixed intendo ovviamente di diverse culture insieme nella stessa famiglia, e che sia vissuto come un privilegio, non come, perché parecchi, come stavi dicendo tu, hanno la tendenza a scegliere una delle 2 culture di cui sono investiti insomma nella famiglia, perché o è più comodo per loro, perché sai è un impegno immenso gestire sì,
due tradizioni, due etnie, se poi sei razzializzato anche, cioè diventa anche un problema di mantenere fisso diciamo la tua parte, nel mio caso diciamo bianca, ok? E mantenere integro anche quella nera. Quindi quando io sono qua e molto spesso mi dicono no, ma rido anch'io, scherzo anch'io ogni tanto perché c'è questa cosa degli extracomunitari, come se fossero, allora ti dicono, e io dico, beh, sono un extracomunitaria anch'io, no, tu, anche se non sei nata qua, sei una di noi, ma io con tutta la mia forza, io sono una di voi, ma sono anche una di loro, Certo. cioè, e questa cosa qua è molto difficile da far comprendere, quindi io non so nel vostro caso che avete vissuto, diciamo, dall'Italia vi siete spostati in un altro posto, io invece ho fatto il viaggio inverso, da un altro posto mi sono spostata in Italia e ho vissuto anche delle esperienze che ogni tanto lo racconto quando soprattutto sono arrivata qui a Vittorio Veneto da piccolina, era una cosa meravigliosa perché per me era tutto nuovo, ma anche per i miei compagni delle elementari, perché ho iniziato le elementari qui, era tutto nuovo e quindi c'era quella curiosità da ambe le parti che era, faccio un esempio che a me fa sempre ridere, non so, il primo giorno che sono entrata in classe sono arrivati tutti questi bambini e hanno cominciato a toccarmi la pelle e continuavano a dire ma maestra qua non viene via, no? Stiamo parlando della metà degli anni 70, sì, quindi un'altra epoca per l'Italia. Sta cosa qua mi ha sempre divertita e quando invece oggi vedo che la reazione nell'accogliere altri tipi di nazionalità, di bambini, è quella sempre di un po' di spocchiosità, no? E dico, ma come mai? Cosa ci siamo persi in tutto questo tempo, no? Nella Certo. strada. Quindi no, niente, volevo semplicemente portare la mia esperienza su questo e ricordare che mio padre, che è un vittoriese della Valla Pisina, quindi vittoriese di quelli proprio da quasi Gianni, sei qua? Eccoti lì, ecco il mio compaesano lì. Lui è emigrato, ma è emigrato, è un emigrante per caso, perché lui è andato solo doveva costruire un porto della capitale, quindi doveva stare via solo tot mesi. Fortunatamente ha conosciuto mia madre e quindi se n'è stato lì 60 anni finché se n'è andato. Ma come ha vissuto lui l'emigrazione è molto diverso da quello che di solito leggiamo, no? Per esempio di italiani che sono stati Certo. in America, sono stati in America Latina. Lui l'ha vissuto con un grande privilegio, probabilmente anche il contesto africano era diverso. Quindi vedi che abbiamo tutte storie completamente diverse, no? Di questo modo di vivere l'emigrazione e l'immigrazione. È una cosa molto bella e molto interessante, insomma. Posso fare il provocatore della situazione? Spesso una frase retorica che ci si sente dire, ditemi se dico una cavolata, avete tutto il diritto di bloccarmi, è che le differenze sono sempre delle grandi ricchezze, delle grandi risorse. Addirittura questo termine è stato utilizzato in maniera spesso molto, molto forte da una parte e dall'altra, magari no, della staccionata. Voi come la vedete questa? E soprattutto, come si arriva a sta ricchezza? Perché poi, ok, sì, ne parliamo, bello, fighissimo, i viaggi, le interazioni, i momenti anche particolari, ma poi come arriviamo a questa ricchezza? Se ci possiamo arrivare. Oddio, no, potremmo iniziare a chiederlo a loro. Che dite? C'è qualcuno? Io non ho capito la domanda. La domanda, bene, oh, grazie, fantastico. Allora, si parla sempre che lo scambio culturale, no? L'interazione con culture diverse sia un arricchimento. Ma questo arricchimento che cos'è? Cioè, dov'è nel tangibile? Dimmi. Bellissimo, questo è molto romantico. E quando parliamo invece di ricchezze economiche, dato che qua abbiamo parlato comunque di emigrazioni economiche, siamo bravi lo stesso a esaltare questo punto diverso? Sì, no, forse.
Non volevo mandarvi in crisi, era una domanda che pensavo fosse... A me viene in mente che molti dei conflitti culturali sono proprio all'interno delle aziende, nei contesti professionali, perché la cultura influenza molto anche il modo di vedere le cose, i processi, i valori che ci stanno dietro alle scelte che si fanno, che sembrano banali, però influenzano molto anche i nostri comportamenti personali all'interno di un ambiente lavorativo. Quindi sì, la diversità porta ricchezza, sì, ricchezza sociale, ricchezza culturale, ricchezza economica, a delle condizioni. Secondo me le condizioni sono trovare uno spazio comune in un gruppo, tra due persone, una relazione, dove si cercano, perché non è facile, dei valori condivisi, e lì ti voglio, perché trovare dei valori condivisi non è facile. Questo non Noi succede ne siamo la prova qui. neanche in un condominio, penso che succeda. No, esatto, però noi ne siamo... Soprattutto in condominio. Le riunioni Esatto, di Fantozzi esatto. fanno testa. Noi ne siamo la prova perché comunque nella nostra diversità noi abbiamo dovuto mettere sul tavolo le varie idee, i vari valori che noi abbiamo dovuto mettere, non eliminare perché non si deve fare, mettere da parte i valori non condivisi e poi mettere sul tavolo degli obiettivi comuni per un arricchimento reciproco o comune. E allora qua ci aggiungo e ci attacco l'altro tema che volevo toccare con voi. Come ci si arriva? Cioè, possiamo provare a dare degli strumenti pratici? Allora, parto da esperienze ovviamente familiari, si era detto proprio di portare aneddoti o comunque elementi sperimentati. Due approcci differenti nell'approccio alla cultura cinese o a diversi aspetti della cultura cinese, mio, di mio fratello o per altri aspetti di mio padre, che però ha lavorato in Nord Africa per parecchi anni. Mio fratello è arrivato a lavorare a Hong Kong e con, diciamo, il Far East per lavoro. Quindi un tipo di rapporto economico, lavorativo e anche lì, certo, con tutti i confronti e le differenze. Parlavi della differenza di lavoro a Cuba rispetto all'Occidente, chiamiamolo così. Sì, è la concezione occidentale Esatto. a livello economico. E quello che ha affrontato mio fratello in questo passaggio. Diversamente io mi sono avvicinato, come dicevo, fin da bambino alle arti marziali orientali e quindi poi è stata una catena di avvicinamento a tutti gli aspetti culturali, dalla lingua, la storia, i personaggi e quindi il tipo e al pensiero soprattutto, perché le arti marziali giapponesi, cinesi, adesso non fermatemi quando esagero, hanno dietro la filosofia buddista, taoista, confuciana, insomma c'è poi tutta la storia della Cina, del Giappone, della Corea, poi mettiamo insieme tutti quei paesi che hanno subito queste influenze e quindi l'avvicinamento è stato di tipo culturale. Mio padre, che si è avvicinato a diversi mondi, perché anche lui ha lavorato in diversi posti in Europa e poi appunto ha finito la sua carriera lavorativa in Nord Africa. Lui aveva una via di mezzo, perché è, come me e come era mio nonno, una passione per gli aspetti culturali. Lui, anche se è stato solo 2 anni in Romania a lavorare, si era preso dizionari, aveva cominciato a studiare un po' di rumeno, anche se già era un sessantenne. Quando è andato poi in Africa, non parliamo, vabbè, lui parlava già francese, che in Nord Africa, Certo. in Tunisia lo parlano praticamente tutti, però si era interessato anche alla cultura araba e così via. Quindi in questo caso lui ha unito 2 elementi contrastanti, però poi sta a noi trovare le chiavi per entrare in altre culture. Conosco ragazzi o figli di amici che si sono appassionati alla cultura giapponese partendo, quelli degli anni 80 in generale, appassionandosi ai manga. Poi, ad esempio, c'è qualcuno di voi andrà a prendere da Giulia da mangiare giapponese
no? Il furgoncino, ecco. Anche lei si è appassionata a un elemento, poi a un altro, è stata in Giappone, ha studiato la cucina giapponese, altri sono appassionati alle serie, non so, pensiamo alle serie coreane per esempio, e quindi c'è gente che ha iniziato a studiare a Ca' Foscari lingue che fino a un po' di anni fa, come può dire anche Sabina, all'inizio c'era cinese, giapponese, poi vabbè, si studiava cosa? Sanscrito eventualmente, ma anche quella era una cosa un po'... Però adesso invece sono schizzate in alto le iscrizioni ai corsi di coreano, per esempio. Quindi a volte è solo una piccola passione, un piccolo interesse che poi può germogliare. Ecco, da dove arriva la ricchezza? Dal confronto, poi studiando un'altra lingua, noi cosa facciamo? La lingua è qualcosa che struttura il nostro pensiero, dà forma al nostro pensiero che altrimenti sarebbe vago. Voi quando cambiate lingua, cambiate il modo di pensare. Allora, e già ci sono delle differenze nelle lingue europee, che hanno una matrice comunque comune, che è quella delle lingue indoeuropee, poi possono essere germaniche, romanze, latine, slave, greco, eccetera. Ma quando cominciate a studiare lingue completamente differenti, come sono il giapponese, il cinese, il thailandese, anche l'arabo, ecco che lì, quando uno comincia a stare a lungo in quei paesi, dopo un po' non puoi più tradurre, devi cominciare a pensare, perché hanno una struttura della frase che non ha niente a che fare con le lingue europee. E allora dopo il francese e l'inglese ti sembrano... Sì, banali quasi. Esatto. Mi aggancio su una cosa. Qualcuno di voi, e qua voglio le mani su per chi si rivede in quello che dirò, mi è mai capitato di andare in vacanza anche in Italia, in altri posti, diciamo, distanti a livello dialettale, e prendere dopo un paio di giorni avere la percezione di aver preso la lingua? Che ne so, andate un weekend a Napoli, stiamo dicendo alle... Vero? È capitato di andare in Sicilia e avere magari l'espressione. Sapete da dove deriva questa cosa? Perché torniamo al cervello di qui sopra. Chi me lo sa dire? Sparate, non siamo a scuola. Si chiama Quella è la conseguenza. L'aggregazione e l'adattamento sono due conseguenze. Si chiama intelligenza emotiva. Il nostro cervello, vuoi per simpatia, vuoi per spirito di sopravvivenza. Io prima citavo Cuba devi cambiare veramente il sistema se vuoi lavorare. Devi entrare poi in un'altra mentalità, ma la cosa che più mi lasciò bloccato era il sabato mattina. Io da lavoratore avevo il visto per poter lavorare dato dal Partito della Rivoluzione. Il sabato mattina c'erano i discorsi di Fidel. Ora voi non avete idea, Fidel lo vedete solo in un'immagine, questo barbone, il sigaro, il pugno al massimo. Fidel parlava per 6, 8 ore, senza fermarsi, e tu lì, luglio, agosto, sotto il sole, fermo, in piedi, ad ascoltare. Perdevi 860 volte, ma non ti potevi permettere di sbadigliare, perché come dici tu, il giardiniere non è un giardiniere, il barista se la canta tranquillamente da qualcun altro. E alla fine c'era una cosa che io ho ritrovato molto nella nostra cultura cristiana, ora a prescindere dalla vostra credenza. Sapete, a Natale, a Pasqua, vi fanno dire di solito i sacerdoti, credi in Dio? E tutti insieme, credo. Credi nello Spirito, non so adesso la liturgia giusta, oppure dall'altra parte dici rinunci a Satana e tutti, rinuncio. A Cuba si finiva così. Viva Fidel! E tutti, pure tu! Viva! Viva la rivoluzione! E te lo devi fare. Ora, la prima volta io l'ho fatto per spirito di sopravvivenza, dico la verità, perché non avevo un'alternativa. Ma dopo un po', ormai la prendevi proprio in una maniera, cioè, ti entrava dentro non l'idea, ti entrava dentro quel modo, perché tu ormai dopo un anno eri là e avevi preso le loro abitudini. Ed è una cosa bellissima che viene... Diciamo che Fidel aveva un grande carisma, io ho avuto ma non lo metto in dubbio. E quindi alla fine non potevi, almeno sì, a me ha fatto se tu da un megafono sentivi tutti i sabati della tua vita 8 ore, poteva essere anche... ti veniva fuori un carisma che... No, ma a prescindere da quello, perché poi a me la cultura piace tantissimo, ripeto, i paesi dove sono stato mi hanno insegnato sempre qualcosa di meraviglioso.
e anche Cuba l'ha fatto in quel modo, ma quella cosa là, cioè per me era fuori dal mondo. Per quanto poi mia nonna, quando gli disse che andavo a Cuba, mi disse: ah, vai dai senza Dio. Ma anche i comunisti, capito? No, i senza Dio aveva tirato fuori. Questa cosa me era rimasta, scusate se la giro sempre a ridere, però è il nostro cervello che fa la differenza. E il nostro cervello non è bloccato. Voi ogni giorno fate cose molto più difficili. Cioè pensate, voi non ve lo potete ricordare, non ce lo possiamo ricordare, ma la difficoltà che abbiamo fatto a camminare, la difficoltà che abbiamo avuto a leggere bene, a scrivere, ad amare, magari. Ecco, ecco, dalla parte mia, che sono un po' più popolare, meno tecnico rispetto a voi, io credo che questa sia la differenza. Abituare un po' il nostro cervello, un passo alla volta, perché presi e buttati magari non ci... Tu hai citato l'intelligenza emotiva, ma c'è un'intelligenza particolare che si chiama intelligenza culturale, ok? Certo. Che segue questa cosa che Chiaro. ovviamente l'intelligenza emotiva parliamo di emozioni, ma l'intelligenza culturale proprio è l'abilità e la capacità di entrare dentro le culture degli altri. Certo. Quindi questa cosa qua è... No, molto è interessante. reale. Però la mia domanda è, faccio tutto questo preambolo per cosa? Si può educare quindi il nostro cervello? E se si può educare, quali sono i primi passi? Tu hai fatto un focus giusto, le passioni. Può essere la cucina, una serie TV. Mai possiamo sapere. Io mi sono appassionato alla radio perché un giorno ho ascoltato Albertino. È uscita DJ Parade. Da quel giorno l'amore della mia vita è stata la radio, per dire. Per voi qual è magari la chiave di volta? Che questa sera possiamo dare anche a chi stasera sta storcendo il naso, sta pensando, ma che cazzo non ha fatto venire io? Il fatto che ridiate... No, sto scherzando. A me ha portato sempre nei guai la curiosità. Ok. Verso il diverso, scoprire, essere curioso, ma perché quello fa così, ma perché pensa così, perché gli inglesi si mettono sempre in fila, belli ordinati, perché lo fanno? Che Certo. gente strana proprio, venendo dall'Italia poi. Certo. Dove la fila... Racconto questo aneddoto e tutti gli italiani si stupiscono in Inghilterra di questo. Quando è arrivato il momento di fare la conversione della mia patente da italiana a inglese la prima volta, mi venne chiesto di inviare via posta, ripeto, via posta, la mia patente originale e il mio passaporto in originale col modulo compilato. E io dissi, no, io mi rifiuto via posta. E tutti mi assicurarono, l'addetto delle poste, signora guardi che è una cosa sicura. No, io via posta no, mi dia un altro mezzo. Non esiste un altro mezzo, qui funziona così. Ed ha funzionato tutto bene, mi è tornato tutto dopo 2 settimane. Fantastico. Però da italiana. Salutiamo Poste Italiane. Dobbiamo mettere le mani avanti ovunque, se no ci prendiamo 4 querele che non finiscono più oggi. Però con la Ma è curiosità. bellissima questa cosa. Fantastico. Io aggiungerei comunque, tu hai chiesto quali possono Sì, essere, degli no? strumenti pratici che possiamo mettere in campo, non dico stasera perché poi andremo a bere, poi... No, bisognerebbe iniziare ad allenare la capacità di ascoltare gli altri, che è una cosa che ci manca anche ascoltarci tra di noi normalmente, senza tirare in ballo la cultura, figurati tutto il resto, però questo sarebbe un bellissimo passo per iniziare a cambiare il paradigma, no? Un po' di come siamo abituati a trattare questi temi. E un'altra cosa comunque è anche la conoscenza, cioè giustamente hai citato la curiosità che ti spinge a voler conoscere l'altro, ma forse siamo un po' tutti impigriti o forse siamo esausti perché siamo super eccitati da tante cose e quindi perdiamo un po' anche il senso, no? Scusi, grazie. Perdiamo un po' il senso e la capacità di comprendere la preziosità di allenarci a queste cose. Ascoltare, conoscere. Poi ce ne sono tantissime altre, però queste sono già tante. Chi fa fatica ad ascoltare tutti i giorni?
Onesti, eh? Chi ha la soglia dell'attenzione bassa? Chi è che non stava ascoltando e quindi adesso le la devo ripetere la domanda? Queste sono solite gag mie. Sapete come si allena l'ascolto? Dipende anche... Chi si ascolta? Beh, certo. No, non in quel senso. Io per esempio mi perdo nell'ascolto perché a un certo punto dal verbale, dal cognitivo, passo al non cognitivo, per cui comincio a guardare e perdo quindi quello che... Non in questo caso, ma faccio l'esempio di quello che stai dicendo perché vedo come ti muovi, se mi guardi, se non mi guardi, e quindi, cioè dipende anche cosa intendiamo come ascolto, perché io ti sto Certo. ascoltando. Bravo, Però se tu questo, dici- l'avete sentito tutto tutti? Bisogna vedere che tipologia di ascolto. Bene, in formazione si utilizza questa cosa, si chiama ascolto attivo, no? Allora, per ascoltare, per comunicare bene, noi dovremmo sviluppare la capacità di duplicazione. Noi invece cosa facciamo da esseri umani? Ma tutti, questa è la bellezza dell'universalità dell'essere umano. Prima comprendiamo e poi cerchiamo di duplicare. Faccio un esempio pratico. Perché a scuola i teoremi, lasciamo perdere le poesie, ma i teoremi magari di fisica, di matematica, li imparavamo a memoria. Ora, il teorema... Dimmi. Stavi dicendo qualcosa? No, ho visto muoverti. Scusa. Teorema di Archimede. Un corpo immerso? Sì, dai, sembra una messa di Natale. Dai, ragazzi. Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al volume del liquido spostato. Benissimo. Vedi che ce l'abbiamo fatta? In 50 però ce l'abbiamo fatta. Ok, se mettiamo il caso che io non sappia nulla, no, del significato di queste parole. Un corpo, posso intendere me, non un altro, immerso in un liquido ce la potremmo fare, no? Riceve una spinta dal basso verso l'alto, no? Pari al volume. Ora, volume può essere il volume dell'audio, vado a cercarmi il significato della parola e la comprendo. Posso duplicare e dare un messaggio chiaro se prima duplico le parole e poi le comprendo. Se invece prima cerco di comprenderle e poi cercherò di duplicarle, ve lo faccio vedere subito. Prendo Laura perché Maria sta cercando di guardare altrove pur di non essere chiamata. Laura, credi che dal punto di vista prettamente teoretico il ruolo libre della donna vede depauperato il valore intrinseco della femminilità di per sé immanente, presificando le plurime realtà compenetrantesi in essa, quasi a modificare l'assetto deontologico dell'idea de stessa o la di per sé vigiato? Una risposta schietta. Sì, bene. Duplicare questa cosa, beh, un applauso da attore me lo potreste fare. Dobbiamo imparare a duplicare bene. Laura non avrebbe dovuto dirmi di sì, avrebbe dovuto dirmi, ripetimelo con calma. E questo non lo facciamo nelle aziende, a casa, non lo facciamo. Se io ti dico, hai capito? Sì, adesso mi dici no perché mi hai davanti, ma il 99% delle volte cosa diciamo? Sì. E poi facciamo di testa nostra. È là la tragedia, no? delle nostre differenze perché poi ci vergogniamo. Qualcuno è mai andato a fare per la prima volta, che ne so, un corso di danze strane, latine, ma pure orientali? Come vi siete sentiti la prima volta? I deficienti totali. Perché quello però l'avete superato il più delle volte, no? E oggi magari andare a ballare ti viene naturale. Ecco, bisogna superare quell'ostacolo lì. Non vergognarsi di dire non ho capito. Non vergognarsi di dire la tua cultura è differente dalla mia. Spiegami perché fate questo. A me è capitato, e poi la smetto, giuro. Sì, no? Chiedere. Sì, chiedere fa bene. A me è capitato di andare una sera a festeggiare nel mondo musulmano, c'è la festa per il mancato sacrificio, no, a parte il Ramadan, c'è correggimi se dovessi sbagliare, c'è la festa per il mancato sacrificio di Isacco e Abramo, che almeno nelle zone del Mar Rosso si sgozza l'animale, non so se è la capra, le galline, quello che sia, e si versa questo sangue in tema rituale. Molti che hanno parenti magari che vivono in stile beduino nel deserto, fanno la cena beduina a trovare questi parenti in mezzo al deserto. A me è capitato di poter andare tramite un ragazzo che lavorava con me, mi ha detto, ma vuoi venire?
bellissima parte, di notte nel deserto. È stata una cosa carinissima perché avevano cucinato una capra con la cenere sotto la sabbia. Credetemi, non lo dico per... è stata una delle cene più buone della mia vita. E loro cosa avevano fatto? Cosa che dai beduini non mi sarei mai aspettato. Mi avevano messo le posate. Cioè queste le abbiamo per gli ospiti come te. Sempre un po'. Io gli ho detto, guarda, io sono meridionale, io mangio con le mani. Però adesso, a parte le battute serie che ho fatto, è stata una delle cene più belle della mia vita. Raccontato a casa, ma non ti sei spaventato? E se ti buttavano in mezzo al deserto? Capite? Cioè è sempre lì il discorso. Però basta provare, basta essere curiosi e basta chiedere. E vi faccio un'ultima domanda. Che ore sono? No? Le 10, cioè abbiamo già sforato così tanto. Vabbè, allora una domanda me la fate voi. Io ce la Oh, ecco, aspetta. Dimmi, scusa, io sono mezzo sordo come tutti i DJ. Alfred, fagli pure una domanda. Aspetta che... Si è acceso? Sì, devi avvicinare un po'. Ok, vorrei ritornare nel discorso dell'identità, perché io sono qua da 24 anni e sicuramente sposerò con l'idea di multiculturalità della Luisa. La mia identità sinceramente è quella svedese, vedete sono io. Arrivo proprio dall'Africa. I miei figli sono italiani. Io fino a prova contraria non ho mai desiderato avere la nazionalità italiana. Non so perché per me ci sono dei valori qua che ho imparato, che prendo proprio, che vorrei anche portare giù nel mio paese. Discussione a telefono spesso anche con i miei genitori, i miei fratelli, proprio su questo aspetto. Diventare italiano per me è come una convenienza, dunque come vedo l'immigrazione, per me i ponti, le frontiere non devono esistere, questa è la mia idea. Se la politica o non so, riusciamo a buttare giù quelle barriere, sicuramente la vita per me è a quel punto più bella, perché la mia identità, sinceramente, faccio fatica a tralasciare. Ci sono valori, ho acquisito la consapevolezza, il mio modo di parlare, di ragionare è proprio di qua. Scrivere in francese diventa anche molto difficile per me. Dunque, l'identità per me è un qualcosa che nasce qui, sicuramente dei genitori africani si sentirà sicuramente italiano, ma io che sono nato di là, cresciuto, partito a 25 anni, dico, se prendo la nazionalità italiana è per convenienza. Preferisco fare la fila ogni giorno, veramente nelle questure, quanto mi costa, devo fare volentieri. Ma l'Italia mi ha dato tutto, mi ha regalato tantissimo. E volevo soltanto sottolineare questo fattore di identità. Sì, è vero, uno può dire vado a Londra, in America, divento americano, in qualsiasi cosa, ma onestamente se sei nato nel tuo paese, hai vissuto delle tradizioni lì, trovo difficile che sia così come un click, sono questo paese. Volevo ritornare un po'. Sai che la domanda che non gli ho fatto darti la trovo su questo tema? Cioè si può, a parte il fatto che ti ringrazio anzi di averla fatta questa domanda, è un modo di tradire in qualche modo. Era questo un po' il senso, no? Acquisire una cultura
di un altro paese, di un altro popolo, per quanto stai riconoscendo che stai bene qua, no? Mi auguro. Allora, io ringrazio tantissimo Alfred perché lo chiamo mio fratellone perché ci accomuna tantissime cose. Voi avete sentito quello che lui ha detto, io vorrei invitarvi davvero a riflettere sulle sue parole, perché sono parole che molto spesso non vengono prese in considerazione. Cioè, quello che lui ha detto del voler mantenere la sua identità è una cosa fondamentale. Per voi forse è una cosa normale, scontata, perché comunque siete nati qui nel privilegio totale, non avete, diciamo, vissuto la sofferenza anche di estirparvi dalle vostre radici, dalla vostra famiglia, dal vostro, quello che è stato tutto il vostro percorso esistenziale. E mentre Alfred parlava, a me sono venuti un po' i brividi perché io rispetto a Alfred ho due culture, quindi io equilibratamente e fortunatamente sono sempre vissuta in Nigeria e sono vissuta in Italia. Da parte di papà ho sempre mantenuto la cultura italiana, da parte di mamma quella nigeriana. Io non riuscirei a scegliere perché la mia scelta è già la mia integrità formata di due culture. Quello che invece Alfred dice è, non è nato qui, è vissuto con le sue culture, le sue identità, è stato estirpato dal suo paese, è venuto qui, sta benissimo, stiamo tutti benissimo qui, però lui dice una cosa fondamentale che mi piacerebbe capire se l'avete compreso. Lui dice: io la mia identità non riuscirei a perderla. Cioè io se dovessi diventare italiano o scegliere di diventare italiano, lo farei solo per convenienza. Ora, in queste due parole, io ci vedo un mondo intero, non so se anche voi vedete la stessa cosa. E quindi mi piacerebbe capire un attimo come avete interpretato le sue parole, perché c'è molto sotto questo, non so se l'avete recepito, quindi non so, mi piacerebbe che qualcuno di voi, se volesse intervenire. Allora, c'è un'altra domanda, adesso ti do tutti e due perché uno lo dobbiamo registrare per il video per farci denunciare tutti. Io in realtà più che una domanda un commento alle ultime cose che hai detto, se posso darti del tu, Luisa, sul fatto che noi siamo nati qui e non veniamo e siamo, cioè, un po'... hai detto che insomma tra il pubblico la maggior parte di noi è nata qui. Io vorrei ricordare che in Veneto, almeno la mia storia personale è, sono figlia di profughi della Libia che sono dovuti scappare dalla dittatura di Gheddafi, hanno perso tutto, erano lì da 2 generazioni, da parte di mio padre cresciuto come migrante veneto chiamato Spaghetti a Parigi, e grazie a questo sono 2 artisti che hanno girato il mondo poi. Grazie a questo sradicamento hanno trovato diciamo un radicamento nel dialogo multiculturale come forma di vita. Però come mio padre nel Veneto, penso che tantissimi di noi nel secondo dopoguerra hanno avuto delle famiglie che hanno dovuto migrare perché il Veneto era molto povero, e quindi c'è proprio parte della storia culturale di queste zone, c'è proprio la migrazione. E in Piemonte ci sono tantissimi veneti, persone con cognome Veneto, che quando li incontro, io sono nata in Liguria, cresciuta in Veneto, quindi sono anch'io quando vado in Liguria sono veneta, e comunque incontro tante persone con cognome Veneto e mi dicono: ah, il Veneto! C'è un senso di appartenenza, no, alle radici culturali, che anche in scala più piccola abbiamo tutti dentro di noi, un senso di migrazione e di un cambio di valori, anche a livello
di pochi chilometri o di centinaia di chilometri, che è dovuto anche alla guerra, all'economia. E questo secondo me è qualcosa che può essere ricordato. Nonostante, però ricordo che nonostante mia nonna sia cresciuta, cioè abbia dovuto migrare in Francia, a Parigi, quando è tornata in Italia arrivavano i Vukumpra e lei li chiamava i Vukumpra e comunque, però non ha mai avuto, nonostante nella sua mentalità leggesse una cultura diversa, è sempre stata molto vicina nel cuore alle persone che arrivavano migranti, perché le ricordavano anche come quello che lei ha vissuto nel periodo di guerra. Per cui secondo me un aspetto importante dell'aprire un dialogo multiculturale è intanto riconoscere la multiculturalità che c'è all'interno di noi, anche a livello proprio locale, e ricordarci anche delle guerre che erano poco tempo fa, in una scala di tempo. E poi vorrei spezzare una lancia a favore della neuroplasticità e della capacità del nostro cervello di adattarsi, che è quella che viene un po' sfidata da creare una forma identitaria che è basata sulla sicurezza, sulla ripetizione e su certe consuetudini che ovviamente il cervello ha bisogno di ripetizione per creare un senso di normalità. Però appunto come alleniamo questa plasticità a flessibilità a livello di parametri culturali senza essere fissi in questo. E basta, ho vissuto anche io 15 anni in Inghilterra, quindi tanto di questa multiculturalità l'ho imparata lì, perché lì è una necessità di convivenza, che qui stiamo imparando un po' con tempi più recenti, però con un passato che ha tutto questo. Per quello basta. Questo era Grazie. Rebecca, grazie. Grazie. Chiedo anche se puoi tenere questo in mano. Grazie. Vorrei farvi una domanda. A proposito di un'idea che mi è venuta un po' di tempo fa e che mi sembra possa in qualche modo diventare una specie di soluzione trasversale un po' a tutto questo. L'idea mi è nata ricordando mia nonna a Belluno che aveva le pattine a casa e quando le persone arrivavano lei passava la cera, noi da bambini giocavamo correndo con le pattine e quando qualcuno arrivava prendeva le pattine e camminava con le pattine. È il concetto di ospitalità. Io ho avuto la fortuna di viaggiare tanti anni per lavoro, all'estero, lontano, in Asia, eccetera, e ho notato che è c'è un concetto, chiamiamolo così, un'abitudine, che è diffusa in pressoché tutte le culture. Il concetto di ospitalità, peraltro con la sfumatura che io ritrovo nella lingua italiana, dove l'ospite è ospite sia chi ospita che chi è ospitato. In inglese non è la stessa cosa, perché c'è l'host e il guest, quindi c'è una sfumatura quasi diversa. Invece questo concetto di ospitalità come reciprocità, io vengo a casa tua e quindi devo avere cura e delicatezza nei confronti tuoi, di quello che è la tua abitudine, le tue sensibilità, e tu fai lo stesso con me. Mi sembra molto potente, molto più potente di accoglienza o anche solo la curiosità, che è un bellissimo istinto, però in qualche modo porta verso di sé. Volevo chiedere il vostro parere, proprio di tutti e tre, perché credo che sia un tema delicato. Io ti faccio una piccola considerazione, rifacendomi sempre al discorso della mia doppia cultura. Ora, la cultura specificatamente Igbo, che è la mia, perché la cultura nigeriana si divide in una serie infinita di etnie, abbiamo 2000 lingue, ma seriamente 2000 lingue. Nella cultura Igbo l'ospitalità è sacra, ok? L'ospite è qualcuno, cioè anche se hai poco da mangiare, fai a meno di mangiare te e dai. Poi c'è una cosa molto particolare a casa mia in Nigeria, la porta è sempre aperta, ma letteralmente è sempre aperta, al di là del discorso della sicurezza, perché poi là è un altro discorso. Qui mi riesce molto difficile. Mi spiego meglio. Quando ero appena arrivata in Italia era diverso, cioè parliamo di metà degli anni 70.
io ho omesso di dirlo prima, mi sono proprio dimenticata, ho vissuto una decina d'anni in collegio, quindi la storia delle pattine è una cosa che vabbè, noi l'abbiamo vissuta molto bene, che comunque non c'entra niente con l'ospitalità. Però a casa di mia nonna, che stava a San Floriano, c'era un clima dove il senso dell'ospitalità era una cosa meravigliosa, ok? Veniva a trovarti qualcuno anche improvvisamente, tu nella tua riserva a casa dovevi avere sempre qualcosa, che sia anche un bicchiere d'acqua, un biscottino, qualsiasi cosa, era proprio... E io in questo fortunatamente mi ci sono ritrovata. Con il passare del tempo, che io nel frattempo ho acquisito tutti questi meccanismi, mi sono trovata malissimo, perché, e mi chiedo tuttora, cosa si è perso per strada in tutto questo tempo. Cioè adesso siamo un po' tutti porte chiuse 50 mandate. Se viene qualcuno prima guarda sul citofono chi è, forse mi piace, forse non mi piace, apro o non apro. Se ti rivolgono anche la parola, entri dentro un locale a salutare, mamma mia, è già... Quindi questo particolare non mi ha fatto cambiare me a essere quello che sono sempre stata, però purtroppo nel tempo si è passato proprio il concetto e la preziosità di quello che è l'ospitalità. E questa cosa qua è un po' brutta, non so se riusciremo più a recuperarla o cosa. Ma visto che il focus è educare, mi chiedo se possa essere Sì, certo, infatti diciamo che l'ambizione mia anche nell'aver scritto questo libro fa parte anche il recuperare questi tipi di valori che sono universali, ok? Non sono di un popolo determinato, sono universali anche qui, perché se andiamo indietro col tempo, veramente avremmo, molti di noi ha vissuto magari quei racconti della nonna, dei genitori, veramente avevamo un modo di vivere l'ospitalità che era molto diverso e si può educare a questa cosa qua. Probabilmente la nostra generazione, che siamo noi genitori adesso, non abbiamo più tempo forse per farlo, può essere una supposizione questa qui, forse è il tempo che ci manca o la voglia anche di scendere un pochettino, no? da questo essere genitori sbrigativi in tutto e per tutto. Quindi io sono dell'idea che si può educare assolutamente e si deve educare. No, riguardo all'ospitalità, che è una cosa molto bella, quella che ti do del tu se non ti offendi, quella che in italiano appunto descrive sia chi ospita sia chi viene ospitato. Io sono dell'idea che comunque bisogna anche comunicare un po' le regole, le tradizioni che sono del luogo, per portare le persone a rispettarle, sono d'accordo con te. Mi viene un esempio molto banale. Mi sono trovata un giorno insieme a una persona che non conoscevo neanche tanto, che si lamentava del fatto che gli immigrati non curano il giardino. E io ho ragionato su questo pensiero di questa persona, che ha ragione, perché molto spesso i giardini sono poco curati. E mi sono detta, però nel loro paese la priorità è il giardino o è mangiare o salvarsi da una guerra? Molto probabilmente nel loro paese le priorità sono altre. Però se noi vogliamo che i giardini, come lo sono in Italia, vengano curati, dobbiamo anche metterci in dialogo con queste persone e dire: guardate, noi capiamo che le vostre condizioni nel vostro paese non sono diverse da quelle che avete qui, però noi ci teniamo a certe cose, non so, lo sapete, non lo sapete. Secondo me la comunicazione, il comunicare una cultura e non dare per scontato che loro la sappiano già, perché molto probabilmente le regole legali le sanno, perché sono le prime che si imparano, perché bisogna vivere in un paese, ma le tradizioni, i valori, le credenze, i comportamenti spesso
non sono così facilmente intuibili. Quindi secondo me anche noi dobbiamo un po' dire alle persone le cose qui funzionano in questo modo. Voi lo sapevate, non lo sapevate. Un po' è quello che è stato fatto con me anche in Inghilterra. In Inghilterra si presume che certe regole le sai, però se non rispetti la fila uno ti ferma e ti dice fermo qua. Qui in Inghilterra la fila si rispetta, tu te ne devi tornare lì. Ma magari io da italiana dico vabbè, mi ci infilo in mezzo, tanto va bene lo stesso. Anche qui è una questione di dialogo, di ascolto reciproco, loro che ascoltano noi e noi che ascoltiamo loro. Ecco, dopo sono d'accordo sull'ospitalità, però deve essere anche secondo me accompagnata l'ospitalità. Non so se ho risposto, mi viene questa risposta insomma, ecco, riguardo all'ospitalità. Da parte mia invece il suggerimento è stato giusto anche quello di educazione, perché effettivamente sia come viene esercitata l'ospitalità o la conoscenza di diverse forme di gestione. Per esempio, adesso faccio un esempio pratico, in Giappone noi bianchi siamo considerati sporchi e puzzolenti. Se qualcuno di voi conosce il Giappone e ha frequentato per un certo tempo anche i bagni pubblici, lì bisogna lavarsi prima di entrare nelle vasche e comunque noi siamo guardati intanto perché siamo diversi, non fatemi scendere in particolari soprattutto per i maschi e appunto noi siamo considerati sporchi, quindi noi adesso quando arrivano gli immigrati abbiamo una serie di pregiudizi, anche loro ne hanno, alcuni sono anche veri nei nostri confronti questo lo posso dire. I giapponesi sono un popolo particolare, la stessa cosa non avviene con i cinesi. E poi l'ospitalità, che è una forma fondamentale di condivisione, che è qualcosa di primordiale in realtà. Il problema è ricordarsi di essere ospitali, perché, come diceva Luisa, il problema è che si è persa un po' l'abitudine a gestire questo tipo di modo di condividere, di rapportarsi. Perché anche in Cina, il problema ad esempio in Cina a volte è l'ospitalità, perché finisci ubriaco. Cioè, quando sai che sia qualcuno di voi se ha lavorato in Cina, che sia in cene di lavoro o con amici, si comincia con i brindisi uno a uno, si finisce sotto il tavolo. Esatto, perché è una forma di rispetto. Ecco, poi l'ospitalità prevede anche questo. Quindi non l'avrei mai detto che il Veneto è così vicino alla Cina da questo punto di vista. Ubriacarsi è quasi una forma di rispetto. Ma allora, la meraviglia di questa frase. Scherzo. C'è stato un periodo quando abitavo in Cina che poi era arrivato anche un gruppo di italiani con un professore cinese che viveva qua in Cina e facevamo dei corsi di medicina cinese, di medicina tradizionale, massaggio cinese all'interno dell'università. Siamo stati sfidati, avevamo con noi anche però un sergente che era stato sergente degli alpini, siamo stati sfidati a bevute, abbiamo vinto e stravinto. Ecco, a portare avanti le tradizioni e l'identità veneta. Orgoglio nazionale, tutti i bicchieri. C'era un'altra domanda? Cioè, non è tanto una domanda, però prima che avevamo parlato della diversità culturale, cioè allora, io sono nato in Inghilterra e ci ho vissuto la maggior parte della mia vita e quello che ho subito nel cambiamento tra Inghilterra e Italia, e specialmente anche adesso, per esempio, che ho cambiato a scuola, è che, per esempio, in inglese a scuola io magari non prendo 10, i miei compagni mi dicono sempre ma perché non prendi 10? Sei inglese, dovresti prenderli. Ma in realtà, cioè, il fatto che sono inglese non vuol dire che prendo 10, cioè io rispondo sempre dicendogli se te sei italiana non ti sei italiano, cioè. Giusto. Questa è meravigliosa. Anche oggi che avevo inglese, la professoressa mi ha chiesto, cioè ha chiesto alla classe chi è che aveva fatto l'esercizio, si alza la mano e dice vabbè tu sei un caso a parte, ovvio che lo fai giusto, sei inglese. Ma cosa vuol dire?
Fantastica, la discriminazione fatta sull'inglese è qualcosa è discriminazione. Ecco, però quanto fa strano sentire, cioè associare la parola discriminazione a quello che sta raccontando. Ci fa sorridere, perché poi bravissimo, tu hai un futuro da stand-up comedian proprio a mani basse, che ha raccontato benissimo. È inglese. Questa. Però effettivamente anche questa è una forma di discriminazione. A fin di bene, per carità di Dio, fatta ingenuamente. Sì, è a fin di bene? Come si sente lui? Cioè, sinceramente, allora, per esempio, allora io mi sento più inglese che italiano e quando i miei amici mi dicono che sono inglese, però sono in Italia, però sono nato in Inghilterra, mi dicono che io dovrei essere più bravo degli altri in inglese. Non vuol dire niente, io per esempio ho dei miei compagni italiani che non sanno praticamente parlare niente in inglese, però lo sanno scrivere, quindi prendono più di me nella scrittura e mi dicono ma allora io sono più bravo di te, cosa vuol dire? Ma tu la domanda sua era come te la vivi tu questa cosa? Cioè non è che mi fa sentire male, è che io cerco di far capire agli altri quello, cioè che in realtà non è vero. Lui ha già scavallato avanti, è già avanti, bravissimo. Ma glielo fate un applauso, bravo. Bravissimo. Per risponderti alla domanda, non mi sento né male, nel senso non mi interessa. Cioè, fategli scrivere un libro di filosofia, gli dovete far scrivere questa cosa. Sei fantastico. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa perché è rilevante e connessa a quanto ha detto Martino, ma anche connessa a quello che ha condiviso Alfred. Ed è un'esperienza che io ho avuto con un amico inglese che mi ha fatto capire una cosa, che per entrare in un contesto dove siamo in grado di accettare gli altri e capire che dalle differenze tra noi possiamo avvantaggiarci e non esserne svantaggiati. La chiave, o una delle chiavi, è quella di sempre mettersi nei panni degli altri. Sempre cercare di entrare nella psiche e nell'idea e nella mentalità degli altri. Perché ci sono due aspetti, due componenti. Una è l'identità e l'altra è l'inclusione. Nessuno vuole cambiare l'identità o portare via l'identità che abbiamo. Quindi se noi siamo italiani perché siamo nati in Italia, a Vittorio Veneto o ovunque, abbiamo la nostra identità italiana. Noi siamo e viviamo in Inghilterra, in America, negli Stati Uniti, in Giappone, eccetera, sempre italiani saremo come identità. Così come Alfred, e ad Alfred nessuno vuole togliere la sua identità africana. La differenza è tra identità ed inclusione, nel senso che pur mantenendo la propria identità, si può invece diventare completamente inclusi in quello che è la società dove viviamo. E questo amico inglese mi fece questa differenza, mi disse, vedi, noi inglesi vediamo gli stranieri che arrivano in Inghilterra e dividiamo gli stranieri in due categorie. Quelli che vengono in Inghilterra come stranieri opportunisti e quelli che vengono in Inghilterra come stranieri idealisti. Gli opportunisti sono quelli che vengono qui per imparare un lavoro, fare un lavoro, guadagnare di più e quando sono pronti se ne vanno. Gli idealisti sono quelli che vengono qui perché vogliono costruire una vita, una famiglia e contribuire alla società. E quando io presi la cittadinanza inglese, pur essendo italiano, lui mi venne a dire, vedi, io adesso ho capito che tu non sei uno straniero opportunista, sei uno straniero idealista.
e sei venuto qui per contribuire alla società inglese, per dare il tuo contributo alla crescita di questo paese. E per questo ti ringrazio di aver preso la cittadinanza inglese. E questo non vuol dire, non voleva dire che io rifiutavo e rinunciavo alla mia identità italiana. Voleva semplicemente dire che io prendevo il mio impegno in qualità di essere umano, individuo che viveva in quel paese, di contribuire alla crescita e all'economia e alla società e allo sviluppo sociale di quel paese. Quindi secondo me è importante nel contesto della integrazione, dell'inclusione, della vita sociale fatta di differenze, fare questa differenza tra quella che è l'identità che va conservata, preservata e difesa e quella che è la partecipazione alla vita sociale del luogo dove si vive e ci rende inclusi, totalmente inclusivi nel contesto in cui viviamo. E per fare questo abbiamo bisogno di metterci nei panni degli altri e capire qual è il punto di vista degli altri. E perché, per esempio, per questo mio amico il fatto che io prendessi la cittadinanza fosse molto importante, senza che questo togliesse nulla alla mia identità di italiano. Grazie per aver condiviso la tua storia. Qualcun altro che vuole intervenire? La serata interattiva mi avete guardato col terrore negli occhi. Ancora qualcuno lo sta facendo in questo momento, ma... Io non avrei mai risposto se mi avessi chiesto. Vero? Sì. Però è molto bello questo scambio. Bellissimo. Intanto vi ringrazio per l'opportunità perché arricchisce tanto. Ecco, a proposito dell'arricchimento di prima. A proposito delle parole, non mi ricordo il nome, scusa, le trovo molto belle e non avevo mai provato a pensare in questo modo, in effetti. Però mentre prima ascoltavo altre ho risentito un po' le parole invece di miei che sono croati e scappati da varie guerre, vabbè, anche lì. E io diciamo che lo slavo, specialmente negli anni 90, veniva visto abbastanza male, ecco. C'è un'identità culturale, ma forse anche un orgoglio che in quelle occasioni cresce molto e che forse fa sì che tu non voglia prendere la cittadinanza italiana, ma non per non rispetto dell'Italia, ma per difesa di quella che è la tua identità. E anche un po' forse per nostalgia. Questa è una. E poi invece volevo rivolgere a loro per una domanda. Mio papà è croato, ha capito che cosa è stato arrivare in Italia negli anni 90 e essere giudicato come lo slavo, immigrato, eccetera, eccetera. Eppure non tanto tempo fa ha votato Lega Nord. Io questa cosa non l'ho mai capita, ma è una cosa che in realtà ritrovo in molti stranieri che vanno anche all'estero. Ho parte della famiglia negli Stati Uniti, italiana, che ormai vive lì diciamo che i miei cugini non sanno neanche più l'italiano, ecco, e hanno votato Trump per paura dello straniero. E quando gli ho chiesto, ma cavolo Luisa, sei stata tu, si chiama lei Luisa, scusami, sei stata tu ad arrivare in primis qua, a cercare speranza qua, a scappare anche tu dalla guerra, eccetera. Perché adesso non vuoi permettere ad altri di ottenere la stessa fortuna o di arrivare qui e sperare in qualcos'altro? Ma noi eravamo diversi, noi arrivavamo qui per lavorare, La mia domanda è: perché si dimenticano certe difficoltà e non si riesce più ad empatizzare e anzi si diventa talmente tanto parte di quella nazione da dire no, allora aspetta, adesso faccio parte di loro, non entri più tu? Questa è la mia domanda, forse un po' caotica, ma... No, una bellissima domanda. Aggiungo solo una cosa a quello che hai detto prima. In alcune culture, e questo mi ritroverà sicuramente la signora che si chiama Antonella, noi non ci possiamo sbagliare proprio, che è del mio stesse mie origini salentine, di Otranto proprio. C'è la cultura del rinnegato, non so se nella tua ci sia. Cioè, se non mantieni determinate tradizioni, usi culturali, sei un rinnegato.
E penso che ti sia successo di tornare giù e che ti abbiano... ma tu ormai... Vero? Ok. Ed è orribile. E si sente? No, non sei ormai. È un gran casino. Scusate, ho fatto un inciso su... Se posso dire, la mia impressione è che generalmente il problema è che noi esseri umani siamo egoisti e quindi dobbiamo superare questo egoismo, perché una volta che ci siamo sistemati, gli altri che stiano fuori, qui in Veneto girava, mi ricordo, una barzelletta di quelli che attraversavano a nuoto il Po, 2 meridionali, il primo che supera il Po si ritrova con l'altro dietro, aiutami, aiutami, e come fa? Dio bon, 10 minuti che sono Veneto e sai i terroni mi sta su e va. Ora, il problema è proprio questo, sono quelle storielline che si raccontavano alle medie, però il problema è che subentra l'egoismo, che dovremmo combattere con l'educazione, l'ospitalità, ricordare le nostre origini, perché effettivamente, come diceva prima Rebecca, io non so, ma qua penso, io ho parenti in Canada, Australia, Argentina, non so neanche chi siano, ma sono i fratelli di mia nonna o cose del genere, quindi tutti quanti abbiamo avuto proprio, in conseguenza anche noi, delle guerre, anche se noi ce le siamo un po' dimenticate, perché per noi è precedente questo ricordo rispetto all'Africa piuttosto che all'ex Jugoslavia e così via. Quindi dovremmo di nuovo, come dire, raccontarci queste storie, ricordarcele e cercare di ritrovare la nostra umanità, perché anche la questione dell'identità a volte sono delle forme di attaccamento che ci servono per sopravvivere, ma in certe culture, o meglio in certe filosofie, io potrei dire in certe religioni, tipo nel buddismo, noi dovremmo proprio imparare a rinunciare all'ego e alla nostra identità per trovare la nostra vera interiorità, il nostro io nascosto. Quindi anche lì è una questione di avvicinarsi, ricordare e avvicinarsi poi a altre modalità di conoscenza. Grazie. Mi collego anch'io a Stefano. Io credo sia, perché un po' l'ho provato anch'io quando ero in Inghilterra, credo sia un mix di sentimenti. C'è il sentimento di voler un po' rinnegare le proprie origini per far vedere che tu ti sei integrato in quel paese e quindi per far vedere che la pensi come la maggioranza della popolazione di quel paese. Quindi un po' dare importanza all'opinione che loro hanno di te e non quella che tu hai di te stesso e del mondo. E appunto parlava un po' un egoismo, ma anche una paura di dire io vivo qui, in questo paese che mi ospita, mi sento anche grato e anche in debito a questo paese per quello che mi sta dando, e mi sta dando tanto, perché insomma in situazioni di guerre, quando vai in un altro paese, quel paese comunque ti dà maggiore sicurezza, ti dà cose molto importanti, anche economica, e quindi ti senti in questo flusso di gratitudine per cui ti dimentichi da dove arrivi e soprattutto l'accanimento è contro chi arriva dal tuo paese, e l'ho provato anch'io, perché molto spesso io ho giudicato gli italiani quando vivevo a Londra e non mi vergogno a dirlo. Io sono rientrata da 2 anni in Italia ed è adesso che sto riscoprendo e sto riaffermando la mia identità italiana, che avevo un po' perso per questa esigenza di far vedere agli inglesi che in realtà io ero inglese, non ero italiana, perché molto spesso quando sentivano il mio accento mi dicevano sì, ma tu sei naturalizzata inglese, non sei inglese. No, ma comunque io sono inglese. Quindi è un mix di paura, timore, gratitudine, rinnegare le proprie origini. Alfred diceva anche tradimento, io ho provato anche quello. Quando io ho sentito degli aspetti della mia identità britannica che cominciavano a far parte di me, io li ho rinnegati, perché
mi sembrava di tradire le mie origini venete, italiane. Quindi capisco molto bene quando Alfred parla di tradimento, anche se io non sono stata sradicata dal mio paese, per me è stata una scelta andare in Inghilterra. Però ecco, questo tradimento dentro lo senti, come tornando in Italia e riappropriandomi della mia identità italiana, io mi sono sentita di tradire la mia identità inglese. Sono sentimenti che si muovono in continuazione dentro finché non si trova la centralità di cui parlava Stefano. Ecco, grazie. Un'altra domanda o Luisa vuole rispondere? No, era solo un piccolo inciso perché io in questa esperienza mi trovo un po' fuori dalle vostre due esperienze, proprio per il discorso che avendo due culture, cioè proprio instillate dentro di me, nata con queste due culture, per me, io vivo la completezza di quello che sono. Però se posso fare una considerazione su questa questione, temo che sia anche la pressione di voler far parte di questa idealizzazione che è l'inclusione, no? Questa è una parola che io scrivo anche nel libro e che mi accompagna, mi disturba parecchio la parola inclusione, perché l'inclusione fa pensare a voler includere, no? Far parte di una società o di un gruppo e che ci sia comunque qualcuno che decide i termini e i modi per cui io debba essere inclusa. Io preferisco la parola appartenenza, perché nell'appartenenza c'è proprio un rapporto simmetrico, quasi ugualitario, no? Io arrivo da fuori, faccio parte della vostra società e voi però non è che vi mettete sul piedistallo e dite tu ti stai comportando in modo non consono, quindi non possiamo includerti. Cioè ci deve essere una parità, no? Nel modo di rapportarsi. Quindi era solo un inciso che volevo fare su questa cosa qua, perché è una parola che mi disturba abbastanza, la parola inclusione. Infatti abbiamo usata. incluso anche la tua. No, scherzo. Sai che mi piace giocare con te, hai fatto benissimo. E c'è un'altra considerazione qui. Io volevo rispondere rispetto a parlare di Open Media o di altri di Open Economic, eccetera, eccetera. Secondo me è cambiato qualcosa in questi 30 anni, no? E quando 30 anni fa si migrava, c'era anche un timore reverenziale rispetto al posto dove si stava. Un timore reverenziale che ti faceva pensare che quando giochi un gioco devi conoscere le regole del gioco. Faccio questo parallelismo non per dire che la vita sia un gioco, ma semplicemente per cercare di farvi capire in maniera più semplice cosa significa conoscere le regole del gioco. A me è capitato un esempio interessante che avete fatto vedere in mente voi. Io mi trovavo qualche anno fa in mezzo alla tribù dei Samburu, che è nel nord del Kenya, vicino alla Turkana. E ero lì, stavo facendo un viaggio. E in questo viaggio a un certo punto siamo stati in questa tribù e abbiamo fatto delle foto insieme. E un gruppo di persone, tra cui due ragazze, si sono avvicinate, io le ho prese per i fianchi, le ho avvicinate perché altrimenti non ci stavamo nella foto. Loro si sono messi a ridere, chi mi accompagnava si è messo a ridere e io ho riso con loro. Poi quando siamo andati via ho chiesto alla persona che mi accompagnava e che ci accompagnava, scusa, ma perché avete riso? E la risposta è stata, vedi Dario, le donne Samburu vanno via a seno scoperto. Per loro toccargli il seno non è una zona erogena, quindi non gli crea un grosso problema. Ma toccargli i fianchi è come se tu ad una donna occidentale ti toccassi il seno. Ora loro non ti hanno detto niente, si sono messi a ridere perché non ti conoscevano, tu eri un intruso, eri uno lì per caso, ma di fatto è stata una grandissima mancanza di rispetto, perché io non conoscevo le regole di rispetto.
Quindi secondo me la titubanza o il fatto che in qualche modo uno si sente di un'identità o di un'altra, è anche legato al fatto che oggi chi arriva molto spesso, ma anche noi che andiamo, io ad esempio, non ha il rispetto e la volontà di conoscere ciò che accade e come si muovono le cose all'interno del posto dove sei. E se non lo fai ti metti in una grossa difficoltà nei confronti delle persone con cui ti relazioni. E questo ha a che fare molto con l'ospitalità e l'ospitalità. Grazie. Perfettamente ragione, e torno su quello che aveva detto Giulia prima, di provare a chiedere, no? Ogni tanto, nel limite del possibile, lì in questo contesto della foto era difficile. Buonasera. Io mi permetto di fare un intervento. Io lavoro nel campo della scuola, faccio sostegno in una scuola di Solivo, però una cosa che secondo me manca totalmente in quella che è l'integrazione è la comprensione che non esiste, cioè tuttora noi vediamo questa facciata continua di qualcosa che bisogna affrontare, che non si affronta, ma in realtà l'integrazione è, cioè non è che ci siano altre vie. Io mi ripeto nella scuola, faccio sostegno in 2 classi, in una prima e in una terza delle scuole medie. Ho appena guardato il numero perché non mi ricordavo precisamente. In una prima ho 11 ragazzi stranieri su 18. Stranieri, non sono europei, sono extraeuropei. Uno è romeno, di origine romena. Nella terza ne ho 8 stranieri extraeuropei e 2 che sono mixed, giusto? Che hanno italiani e un'altra nazionalità. Il problema principale è che chi vive questa scuola ogni giorno sa benissimo che questa cosa qui è una cosa irreversibile, è normale, perché aumenta statisticamente ogni anno il numero sempre di più. E io mi trovo veramente nella condizione di vedermi una quotidianità assolutamente normale e vedere da quell'altra parte, io lavoro anche con i media, un mondo che sembra che non esista. Cioè la realtà basterebbe andare a vederla dentro una scuola, anche nella scuola in cui si trova durante l'ora di educazione civica in una terza, sull'integrazione e sul razzismo, durante l'ora di italiano, l'insegnante che fa leggere apposta la lettera sull'integrazione, una lettura sull'integrazione al ragazzino tipicamente veneto, il cognome che finisce no, e a un certo punto si alza la ragazza marocchina e fa: ma io leggo l'italiano, scrivo meglio di te. Cioè, perché io non sono italiana per te quando tu non sai nemmeno scrivere l'italiano, non sai nemmeno parlare l'italiano, non sai declinare. Cioè la quotidianità reale basta andare veramente in una scuola e vedere come i ragazzi hanno anche una promiscuità, ma non soltanto nell'ambito dell'integrazione, dell'etnia, chiamiamolo come vuole, ma anche della fluidità tra i sessi. A me 4 anni fa una ragazzina, adesso cerco di stare distante, però è molto sintomatico, cosa che ai miei tempi non sarebbe mai capitato. Una ragazzina, dopo una settimana che gli facevo l'insegnante, è venuta lì in ricreazione e ha detto a manina con la sua compagna dicendo: la mia ragazza, perché erano in seconda media, vorrebbe che si riferisse a lei con pronomi maschili. È una problematica questa da affrontare, ma per i compagni venivano anche gli altri compagni a dirmi: ma perché non usa pronomi, non gli piace che la chiami con nome femminile? E io, sapendo i problemi che c'erano a casa e tutto, chiaramente era da affrontare in maniera diversa, facevo delle incredibili circonlocuzioni per rispettare lei, ma per rispettare anche la forma che è necessaria all'interno del mondo della scuola. Però i ragazzi sono molto più avanti di quello che siamo tutti noi questa sera. No, a parte lui. E quando ho detto a me non mi interessa niente di essere inglese italiano, non ci penso, è stata la cosa più bella della serata. Posso farti una domanda, Michele, e lo faccio anche a tutti gli insegnanti che sono qui e a tutti i docenti. Voi vi sentite sufficientemente investiti degli strumenti giusti per affrontare queste situazioni o siete in balia proprio del vento? Perché è importante questa cosa qua.
Allora, ci sono un sacco di corsi, ci sono un sacco di aggiornamenti, però per esempio io noto che ci vorrebbe, con l'aumento che ci sono continuamente, ci vorrebbe però è un'ulteriore formazione che però non si può caricare un insegnante di corsi di aggiornamento, corsi sull'integrazione, corsi sull'alfabetizzazione, corsi su ogni genere di cose. Già un insegnante di sostegno deve dover affrontare, cioè io ho dovuto affrontare questi 2 anni in musica, io non facevo musica, colpa mia, ma dalla terza media, e suonavo più io del ragazzino che seguivo, ok? Cioè, non si può caricare, cioè siamo nel mondo del professionismo. Allora, probabilmente come stile italiano, quando si affrontano determinati problemi, ci sono diverse varianti e diverse sfumature. Bisognerebbe andare da A a B e quello è. Sì, ma ok? per risponderti, 2 ragazzini appena arrivati, uno dalla Nigeria, che aveva fatto una scuola coranica, e uno dal Marocco, che dice di essere andato a scuola, che secondo noi non è mai andato a scuola, prima media. Parliamoci chiaro, io sono laureato in lettere, sto facendo il suo sostegno, va bene, ma io non ho la preparazione per fare alfabetizzazione e non si può nemmeno pretendere dagli insegnanti che, ripeto, debbano andare a coprire ogni genere di falla. Ripeto, è una cosa fondamentale, siamo nel mondo del professionismo da 3 secoli. Ok, ma chi è che lo dovrebbe coprire allora? Questa cosa qui dovrebbe essere uno che ha bisogno di alfabetizzazione, si prende una maestra delle elementari che ha gli strumenti, le conoscenze e la formazione per insegnare, alfabetizzare. Cioè lui, il ragazzo, dovrebbe prenderselo lui? No, dovrebbe essere la scuola che si prende, nel senso l'istituzione. E questo è un problema. Allora, io quando sono venuta in Italia non parlavo l'italiano, parlavo 4 altre lingue, ma l'italiano non spiaccicava una parola e anni ne avevo 8, 7, ok? Sono venuta in Italia, i miei compagni erano in classe 4ª elementare, io ho avuto una maestra che è stata meravigliosa e voglio ricordarla, è la maestra Gloria Concas, per chi stupenda, nel senso che mi ha fatto fare decisione sua, perché i miei compagni erano in classe con lei, mi ha fatto fare nel giro di 9 mesi dalla classe prima alla classe 5ª, ok? I miei erano in 4ª, evidentemente avevo un po' neuroni qui un po' che funzionavano bene e sono riuscita ad arrivare anche in 5ª, che poi mi hanno fatto stare con i miei compagni, vabbè. Quello che voglio dire è che lei da sola, nonostante gestisse una classe, eravamo in 26, 27, perché erano classi molto, nonostante avesse questo impegno di gestire una classe così numerosa da sola, ha trovato anche il tempo. Lei e anche, voglio ricordare anche questo perché essendo stata anche in un collegio di suore, a Suore Ostella, mi hanno fatto proprio l'alfabetizzazione. Oggi, ok, memore di quello che ho vissuto io, mi rendo conto di quanto importante questo sia. Ora, quando propongo nei vari istituti scolastici un programma, un progetto dove dovrebbero dare molta importanza a questa cosa qui, e gli insegnanti sono più di uno, quindi non possiamo, cioè se l'ha fatto la maestra Gloria da sola, 27 persone, vuoi che in una classe dove ci sono, adesso nelle primarie ci sono almeno 3-4 maestre, e più come si chiamano, i scuoli di sostegno, ok? È mai possibile che non si riesca a fare un programma per alfabetizzare questi ragazzi? Sì, ma ci vogliono, anche principalmente per il rispetto dello studente, ci vogliono persone che sappiano fare quello. Perché se io, se io ho male in dente, vado dal dentista, non vado dall'ingegnere, viceversa. Le maestre hanno quelle capacità, ma noi delle scuole medie, ognuno delle scuole superiori, il 90% delle volte non ha né l'abitudine, né la professionalità, né gli studi per affrontare questo genere di... Io lo capisco questo, però è una cosa che se ovviamente voi siete gli operativi della cosa, è chiaro che la decisione dovrebbe venire da altri
Guarda, faccio un esempio, immagino che ce ne sono anche altri insegnanti qua dentro. I corsi PNRR, obbligati a frequentarli, ne ho fatto una sul problem solving quest'anno, come se la scuola avesse con le stesse modalità di una ditta che fa scatole di cartone, e una sull'intelligenza artificiale, ore buttate via che potevano essere impiegate magari a casa. Perché secondo me qua stiamo aprendo un vaso di Pandora un po' più grande di quello che non è tanto il nostro obiettivo, ma delle nostre possibilità, perché per me sarebbe bellissimo potervi dare una risposta come penso. No, è anche il mio lavoro questo, dire la verità, però trovo veramente, infatti anche questa sera era l'occasione anche di toccare questo punto. Ovviamente hai fatto benissimo a tirarlo fuori, però ovviamente nelle sedi appropriate trovo molta difficoltà a spiegare questa cosa qui, che è semplice, perché poi tutto passa sotto varie sfumature. Non abbiamo i fondi, PNRR te li ha appena dati, non abbiamo la possibilità di farlo perché non ci sono persone preparate. Non è vero, andiamo a cercarle le persone preparate, perché ce ne sono. Adesso esistono questi corsi di mediazione culturale anche nelle università, è pieno di persone mixed, di varie estrazioni culturali che possono fare qualcosa, eppure c'è ancora tanto da fare. Allora, intanto io vi chiedo di autofarvi un applauso, perché mai mi sarei aspettato un bel dibattito così è bellissimo che una presentazione sia diventata una sorta, passatemi il termine, non dico un'accezione totalmente positiva, una sorta di terapia di gruppo. Ci si è scambiati esperienze, guarda, così funziona, ci si scambia esperienze, ci si danno degli spunti. Io mi auguro che voi siate stati bene questa sera. Non avevamo la pretesa di insegnare, no? Di insegnare qualcosa, di farci da mentori, ma proprio la nostra idea era quella di raccontare un po' di noi. Mi ci metto nei compagni di viaggio in maniera da autostoppista, un po' di noi, ma raccontando in questo modo, dandovi lo spunto per raccontare un po' di voi, delle nostre tradizioni, delle nostre famiglie, dei nostri percorsi. E sarebbe bello poter andare avanti un'altra volta, magari toccando altri temi, quindi magari può essere l'inizio di un percorso che chissà, magari qualche persona che è più, insomma, nel campo politico nel senso di polis, non politico di schieramento di questo tipo, che magari possa prendere spunto e magari creare da qui un progetto, un'idea, perché così nascono le idee, no? Un sacco di persone molto diverse. C'è una canzone bellissima di Giorgio Gaber che parla della differenza tra uomo e donna, no? E alla fine si chiude, ma vorrei usare solo quella frase perché si sposa perfettamente. Siamo tanto ossessionati dall'idea di equipararci, quando invece certe differenze dovrebbero esaltarle, perché sono la nostra vera ricchezza. Adesso la sto un attimo parafrasando, ed è assolutamente vero. Nel discorso culturale, etnico, se vogliamo allargarlo, anche nel discorso uomo-donna. Va benissimo l'equiparazione, ci mancherebbe altro, però certe differenze, secondo me, sono la sostanza. Okay? Quindi non sarà una questione di un giorno. Io mi auguro che la generazione di Martino, anzi ce l'ha già dimostrato lui, ci va avanti, sono tanto più avanti di noi, e questo è un bellissimo segnale. E noi faremo un po' più fatica, come prendevamo in giro i nostri nonni la prima volta che usavano il cellulare. Noi tranquilli, diventeremo noi, o se lo siamo già magari in questo campo. Vi chiedo un applauso per i nostri tre relatori di questa sera. Lisa Casagrande, Davide Valente, grazie. Grazie veramente, grazie soprattutto a voi. Adesso se la tua messa è finita, andiamo a bere. Andiamoci a bere qualcosa. Però mi raccomando, fate caso per bene, se non l'avete fatto già prima, alle foto meravigliose. Io girando per la sala le sono volute tutte di Zandali, sono stupende e anche quelle ci insegnano qualcosa. Grazie a tutti. Se vi siete trovati bene, fatelo sapere al mondo intero. Vi siete trovati male? Grazie.